Come here, ass fuck! Nelle puntate precedenti continuano le disavventure per il povero Mario, conduttore dell'MTG. Le ricerche che conduce per ritrovare il direttore Paolo Buonanima si rivelano un buco nell'acqua. Paolo, che fine hai fatto? L'avvocato Scatarruti gli conferma che la sciabolata, la clausola scritta in diagonale nel suo contratto, è del tutto valida e inappellabile. Ma quindi non si può fare niente? Niente. Ginetto, il figlio demente di Micidial, dopo essere stato mandato a quel paese da Mario, prende le parole alla lettera e si reca in un luogo chiamato Quel Paese, dove casualmente si imbatte in un alieno che scambia però per l'uomo più brutto del mondo. Credendo di avere uno scoop clamoroso, chiama il padre e si fa mandare in onda nel TG via Skype. Mandate in onda mio figlio, uno scoop micidiale! Mario è sorpreso, Ginetto sta davvero intervistando un alieno. Tuttavia Lord Micidial, in accordo con i servizi segreti americani di evitare nel TG ogni riferimento ad extraterrestri, blocca drasticamente la diretta del telegiornale staccando la spina micidiale. Ma no, ma cosa succede? Ma ormai è troppo tardi e il sogno di avere un monumento a lui dedicato sul suolo americano esplode nel nulla. E ora gustiamoci insieme ai fratelli Peluria la quarta puntata di Mario. Carolina, pare che lei sappia qualcosa sulla sparizione del vecchio direttore. Sì, ho visto tutto. L'hanno rapito. Quindi sa chi è stato? No, perché ancora sono sotto shock. Si tolga il cappello allora. No, questo è solo per segnalare. Allora, fino a quando non si riprenderà, rimarrà qui a fare la mia segretaria. Ufficio di Lord Mitchell. Avanti. Cos'è successo al TG, eh? Perché è saltata la diretta? L'ha messo mano? Lo so. Io non c'entro niente. Ah, non c'entra niente. Così come non c'entra niente nella sparizione di Buonanima, eh? No, in quello non c'entro niente davvero. Va bene, allora, visto che sta mandando a male il telegiornale, le darò una mano io nell'edizione della sera, va bene? Mario. Uè, Mick. Oh, ho saputo. Guarda, mi spiace un casino, non sai quanto. Comunque, se hai bisogno di qualcosa, conta pure su di me, va bene? Ma di cosa stai parlando? Di Buonanima, dici? Ma quale buonanima? Quale buonanima? L'aborto di Jenny. Guarda, saresti stato un buon padre, Mario. Ma che mi prendi per il culo, Mick? Ma ti ci metti anche tu? Ma sto scherzando, sto scherzando. Tra l'altro ragazzi qua non si può fecondare, ma non è per te, che se la faccio fecondare a te qua me la fecondano tutti, Mamma mia, un branco di pazzi qua. Ma che... Come bebè? Ma questo programma è offerto da... Bravissimi. Bravissimi! Che spari, che uccisioni! Che carogne! Ah, senz'altro questa è la miglior partita di caccia a cui abbiamo mai assistito. E sa cosa le dico, commendatore? Dica. Che un plauso va fatto anche al cane da riporto, che non mi pento di chiamare quadrupede. Ben detto, colonnello. Colonnello, a cosa debbo questa brutta tosse? L'aria di campagna, commendatore. Ahimè, non ne sono avvezzo. Ah, ma non disperi, perché qui oggi con me ho Inquinello. Se non vuoi rinunciare al tuo smog quotidiano, scegli Inquinello. Inquinello. Dalle marmitte dei motori più inquinanti, puro concentrato di smog. Ora sì che sto male meglio. Ben detto, colonnello. Inquinello. L'inquinamento portabile è bello. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buonasera dal Micidial TG edizione delle 20. Da oggi la misurazione Mario, ma che della cazzo fai? È impazzito, Mario? sarà fatta in un altro avrà la modo. febbre. Infatti, Michelangelo, domani di a Mario di potete, guardare in camera, grazie. Sono inferiori a 1,60 m. Scusate un attimo.
Che cazzo stai facendo? No, avete sbagliato il numero, mi dispiace. Dicevo, lo Stato da oggi ha dato il via libera a un nuovo metodo di misurazione dell'altezza, il servizio di salvo errori. Altezza, mezza bellezza. Così recita un popolare proverbio che rischia di scomparire. Sì, perché da oggi le persone inferiori al 1,60 m potranno aggiornare il documento d'identità, includendo nella loro altezza anche la lunghezza delle braccia alzate. Basterà recarsi al comune, farsi misurare e il gioco è fatto. Si aprono così nuovi orizzonti per quelli che erano stati penalizzati per la loro statura. 2,2 metri. Prossimo. Il mio sogno è sempre stato quello di fare il modello, ma mi dicevano che non andavo bene, che ero troppo basso. Ma da oggi, con la riforma, sono alto 1,95, guarda. Un gigante. Il guadagno medio di statura va dai 30 ai 40 centimetri e sono molti quelli che hanno usufruito della riforma. Alcuni addirittura non si accontentano del documento, ma vogliono sfoggiare la loro nuova statura nella vita. I più furbi si sono perfino fatti crescere le unghie, ma c'è anche chi non ci sta. È uno schifo. Io sono alto 1,62 e per 2 centimetri non rientro nella riforma, a differenza di mio fratello. Anano del cazzo! Ma spesso capita che il destino non sia uguale per tutti. Ma purtroppo la settimana scorsa ho perso entrambe le braccia in un incidente di trattore e sono rimasto basso. Da Bassano del Grano è tutto, salvo errori. E ora torniamo a parlare di crocifissi nelle scuole. Da poco è stata approvata la riforma che prevede appunto la presenza obbligatoria di crocifissi nelle scuole. Ma c'è chi non è d'accordo, i genitori vampiri. Il servizio di Paolo Pattino. Mario, cosa stai combinando? Sto facendo lo sciopero della faccia, perché non si vede. Fin quando non riappare il mio direttore Paolo Buonanima, io sono in sciopero della faccia e nessuno mi può più vedere in onda. E adesso chiamo anche i carabinieri, così lo denuncio, la scomparsa. Benvenuti al risponditore automatico dei carabinieri. Sì, ho capito. Benvenuti al risponditore automatico dei carabinieri. Se volete denunciare un furto ad opera di zingari, premete 1. Per un attacco terroristico di Al-Qaeda, premete 2. Per un parlamentare colluso con la mafia, riagganciate. Per la scomparsa di un direttore, premete 4. Se volete denunciare la scomparsa di un direttore di supermercato, premete 21. Per la scomparsa di un direttore di ufficio, premete 157. Cancelletto 2154. Per la scomparsa di un direttore di rete, premete 3. Mario, 5 secondi. Ma come? E adesso andiamo a Fredland, in Alaska, dove sabato scorso, con la temperatura di meno 17 gradi, si è tenuto per la prima volta il carnevale di nudisti. Ma vediamo le immagini. Giaffro, ti ho mai raccontato di quella volta a carnevale che mi sono vestito da galleria? No, cosa è successo? Minchia, mi ha preso un camion dritto per dritto. Ti sei fatto male? Ma va, è passato attraverso, no? Ero vestito da galleria. Beh, mi sembra giusto. E ora il consueto collegamento con il nostro Amarino Mallo, che oggi si trova, pensate un po', a Taiwan. Amarino, ci sei? Mi senti? Sì, Mario, ti sento benissimo. Sono a Taiwan, dove è appena accaduto un avvenimento clamoroso di cui vorrei raccontarvi i dettagli. Ok, Amarino, basta così. L'importante è che sia successo qualcosa. Grazie. A voi. E la Fiera del Nulla arriva alla sua 52esima edizione. Come ogni anno il numero di partecipanti è 0. Il nostro inviato Danny Gravido si è recato in loco rovinando l'atmosfera. Il servizio. Chi cazzo l'ha disegnato questo? Chi l'ha disegnato? Mario, ti è piaciuto il servizio sull'uomo brutto? Sì, era bello. Ho superato il quarto livello? Sì, adesso vai nel tuo ufficio. E io non ce l'ho l'ufficio.
Eccolo qua, questo è il tuo ufficio. Ti piace? Ma è piccolo, io soffro di chiusofobia. Sì, ho capito, ma tu devi sconfiggere i tuoi mostri. Hai capito? Dritto per dritto. Vai. Porca troia. Jenny, mi devi aiutare. Che c'è? Ho bisogno di un grosso favore. In nome del nostro amore. Però mi prometti che mi ingraviderai ancora? Tu mi hai dato la mano. Io lo sapevo che ti eri toccato e quindi sono andata in bagno e mi sono toccata anch'io. Va bene. Allora, in pratica mi devi fare. Abbonda, dai. Sì, amore mio, sì. Dai. E siamo in onda in 5, Mario 4, Mario 3, Mario 2, Mario 1, Mario... Eccezionale parto all'ospedale Fatebbene Gemelli di Milano, dove una donna di 93 anni ha partorito un pargolo. Il servizio di Ippolito Germer. Pesa 63 kg e gode già di ottima malferma salute. Il cucciolo di Vecchio, nato proprio la settimana scorsa dalla signora Anna De Crepiti. Signora, come ci si sente ad essere diventata genitrice alla sua veranda età? Sono felice. Il vecchino che ha scatarra e ha messo pure la preata intera. E lei, signor De Crepiti, è felice? Devo lavare la lavatrice? Ma perché piange? Vuole dell'altro semolino? No, ce l'ho dato 2 volte, ma sono i primi sintomi dell'Alzheimer. L'Alzheimer? Dai, che ti porto a vedere i cantieri, dai. Cosa è successo? Il primo ictus. Bene, intanto allora che la morte fa il suo corso, io mi vado a fare un giro nel reparto malattie infettive. Dall'ospedale Fatebbene Gemelli e tutto, e buone malattie. Grazie. Ed ora le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Inquinello. Buonasera, benvenuti alle previsioni del tempo. Nei prossimi giorni avremo un tempo bello, sereno su tutta la nostra penisola, con sole, ampie schiarite e assenza di precipitazioni. Poi arriverà del tempo brutto, con nebbia, grandine, pioggia e molto freddo. A questo punto arriverà una fase di tempo variabile, con repentini passaggi da tempo bello a tempo brutto, caldo, freddo, sole, pioggia, nebbia, grandine, finché arriverà una nuova fase di tempo bello, poi una nuova fase di tempo brutto, di nuovo tempo variabile e così via fino alla fine dei vostri giorni. Buonasera e grazie. Il meteo è stato offerto da Inquinello. Ed ora è giunto il momento della nostra rubrica Drammi micidiali. Ce la racconta Salvo Errori. Questa è la storia di Nando Malasorte, un ragazzo a cui la vita ha riservato i suoi colpi peggiori. Figlio di un morto e di una pugilessa professionista, Nando nasce prematuro all'8° round del campionato femminile dei pesi medi, a seguito di un tremendo gancio allo stomaco che catapulta il neonato nel mondo. Era un pupo che ciucciava latte e cacava iella. A 3 anni, Nando viene travolto da un treno mentre sta guardando i cartoni animati in TV. A 6, sorprende la madre a letto con Babbo Natale e a 9 viene aggredito nel sonno dal suo orsacchiotto preferito, Bruttolo. A 20 anni, Nando scopre la sua omosessualità. Il lato femminile inizia a prendere sempre più il sopravvento ed è così che il ragazzo decide di volare a Casablanca e sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare sesso. Ma qualcosa nell'operazione va storto e quando esce dall'anestesia, Nando scopre di essere stato trasformato in uno zoppo. Una sfortuna micidiale di quella che non si può dire, non si può raccontare. È la goccia che fa traboccare il vaso. Affranto e senza più speranze,
Nando inizia a vagabondare a piedi senza una meta precisa. Il vagabondaggio, per uno zoppo, non è molto redditizio. Infatti, dopo aver vagato per un anno, Nando ha percorso solo 50 metri e stanco si rifugia sotto un albero. Ma la iella lo va a stanare anche lì, con un fulmine a ciel sereno che lo manda in coma per 5 lunghi anni. Quando finalmente si risveglia, i medici gli comunicano che non sarà più in grado di zoppicare. In preda alla disperazione, Nando decide di gettarsi dalla finestra. Ma neanche la morte è immune alla sfiga e Nando atterra incolume su un camion decappottabile di materassi. Quando mi hanno comunicato che non potevo più zoppicare, volevo morire, ma poi la sfortuna mi ha aiutato a vivere. Ora sono felice di non essere morto. Che dramma micidiale. Bene, questa era l'ultima notizia per questa edizione. Noi ci vediamo domani, anche se oggi non mi avete visto molto. Vi auguro una buona serata. Hai finito? Dai che devo chiamare la polizia, Jenny, dai. Ma mi hai promesso che mi ingravidavi. Ah, giusto, scusa. Dai, sbrigati allora, dai, dai. Fatto, amore. Allora io adesso faccio così. Dammi la mano adesso. Sì. Ecco qua. E adesso devi solo inseminarti. Lo faccio subito. No, vai in un posto più appartato, ok? Perché ci sono più possibilità di concepimento. Va bene? Ah, allora vieni anche tu? No, io devo rimanere qui perché devo chiamare la polizia. Vai da sola e pensami tanto, eh? Mi pensi tanto? Vai. Allora ti penso. Vai, inseminati. Vai, brava, brava. Mario, è arrivata questa lettera per te. Non so cosa ci sia scritto. Per me? Sì. Dalla Costa Rica? Ma che roba è? Ma è la scrittura di Buonanima. Leggila. Caro Mario, dopo averti fatto firmare il contratto, non ho più avuto il coraggio di guardarti in faccia. Ebbene sì, ti ho venduto alla Micilia. Ma l'ho fatto perché ho ricevuto un'offerta a cui non ho potuto rifiutare. Ora sono in un posto molto lontano. Ti prego di non cercarmi. Comunque non mollare. E vedrai che tutto si aggiusterà. Perdonami. Tuo Paolo. Qua va tutto storto per storto. 57.622 secondi alla diretta di domani. Ma che me ne frega a me? Questo sarà perfetto per il mio concepimento. Tu devi sconfiggere i tuoi mostri. Hai capito? Dritto per dritto. Quinto livello superato! Porca troia! Ai 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 ai, Mario, Mario, Mario.